cordoglio della comunità di Cavallino all'indomani del tragico incidente in cui hanno perso la vita due turisti tedeschi travolti da un'auto mentre erano in sella al loro scooter. Nell'ultimo weekend da bollino nero su strade e autostrade, incidenti in A4, si ribalta auto con roulotte a traino, 3 persone ferite, tra cui un bambino, 6 chilometri di coda. Incidente sul passante mentre è stato arrestato l'egiziano che era alla guida dell'auto con i minori a bordo. Si sta cercando il suo connazionale che è riuscito a fuggire per i campi. Ennesima truffa telefonica, una 34enne si è vista sbottare il conto per circa 36.000 euro, ma grazie all'associazione dei consumatori ne ha recuperati circa 27.000. La nave Mare Ionio dei veneziani Beppe Caccia e Luca Casarini è tornata in mare dopo lo stop per effetto del decreto Piantedosi. Con l'occasione è arrivata la benedizione speciale di Papa Francesco. Al Lido è pronta a scatenarsi la caccia ai divi di Hollywood sul red carpet della mostra del cinema. Il 1° settembre è previsto uno dei momenti clou. Domani dalle 17.45 un appuntamento particolare sulla nostra emittente, in diretta alla Varia di Palmi, antichissima e partecipata festa religiosa che ogni anno attira nel paese calabrese decine di migliaia di persone. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali il cordoglio di Cavallino Treporti all'indomani del tragico incidente in cui hanno perso la vita due turisti tedeschi che sono stati travolti da un'auto mentre erano a bordo del loro scooter. Ci racconta tutto Ilaria Marchiori con le immagini di Francesca Pezzo. Quello che doveva essere l'inizio di una vacanza in tranquillità qui a Cavallino Treporti si è trasformato in una tragedia per una coppia di turisti tedeschi di 66 anni che sono stati travolti da un'auto mentre erano in sella al loro scooter. È accaduto in via Fausta poco dopo le 19. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale intervenuta per i rilievi, la coppia arrivava da Punta Sabbioni ed era diretta verso il camping quando è stata presa in pieno dall'auto con a bordo una famiglia di Mestre, marito e moglie con le 2 figlie sul sedile posteriore, rimasti illesi ma in forte stato di shock. Sul posto un'ambulanza dei volontari della Croce Verde di Cassavio e quella del pronto soccorso dell'ospedale di Jesolo, mentre dall'ospedale di Treviso era stato allertato anche l'elisoccorso, fatto rientrare una volta appurato che per la coppia non c'era più nulla da fare. La polizia non è riuscita a risalire subito alla loro identità perché avevano lasciato i documenti nel camping dove ora è rimasto il loro camper. Erano arrivati da poco tempo, da un giorno o 2, e avevano iniziato la vita tradizionale che si sviluppa nel mondo del campeggio quando si è in vacanza, quindi si vive la spiaggia, si vive il mare, poi si cerca di avere conoscenza del territorio circostante. Questi signori si stavano spostando per vedere località serali del litorale e purtroppo il destino non li ha favoriti. Stiamo aspettando sostanzialmente notizie dai parenti per decidere cosa vorranno fare relativamente alle attrezzature che sono rimaste qui, perché erano arrivati con un camper e il camper adesso è parcheggiato all'interno. Non era la prima volta che la coppia sceglieva Cavallino come meta per le vacanze. Certamente il Cavallino lo conoscevano almeno come destinazione. Da noi sono venuti, come le dicevo, qualche giorno fa. Crediamo, guardando il database, che fossero anche ospiti che già in altre occasioni erano venuti a trovarci. Insomma. Da chiarire la dinamica. Sembra infatti che l'auto abbia improvvisamente sbandato colpendo in pieno lo scooter, ma ogni ipotesi è al vaglio delle forze dell'ordine. Non sarebbe il primo grave incidente lungo quella strada di competenza della città metropolitana, ma in questo caso, evidenzia il sindaco, non è imputabile alla strada che viene continuamente sistemata, dice. Oltre al dispiacere per i 2 turisti tedeschi, il dispiacere anche per questa famiglia italiana che nel nostro litorale era stata per godersi un weekend. Purtroppo quando ci si mette alla guida del proprio veicolo bisogna stare sempre molto attenti e prestare attenzione. Le strade sono strade sicure, che rispettano le norme, che vengono regolarmente tenute in uno stato di manutenzione, però
a volte le cose capitano. Prestare attenzione, andare piano, queste sono regole buone e noi come amministrazioni continueremo a fare le manutenzioni. Regole che valgono soprattutto in queste ore di traffico intensissimo su tutte le strade e autostrade a nord-est. C'è un incidente particolarmente grave con 3 feriti lungo la 4 direzione Milano all'altezza di Pianiga. Vedete l'immagine. Ferite 3 persone, tra cui un bambino, che viaggiavano a bordo di un'auto con roulotte al traino che per causa al vaglio della polizia stradale è sbandata in maniera autonoma finendo contro la barriera di sicurezza laterale e rovesciandosi in carreggiata, lo vedete. Non risultano altri veicoli coinvolti. Per soccorrere uno dei feriti in condizioni più serie è intervenuto l'elicottero del SUEM 118 e per questo è stato necessario bloccare il traffico già intenso con una coda di 6 km. Terminata l'assistenza ai feriti, il traffico ha ripreso a scorrere su una corsia. Permangono code al momento in direzione Milano sul passante da Martellago Scorzè e anche in A57 da Mira Oriago, rallentamenti anche in direzione opposta, quindi questa la situazione in tempo reale. E torniamo a parlare di un altro incidente avvenuto sul passante nei giorni scorsi a Spinea, un incidente sul quale aleggia lo spettro del traffico di minori, mentre è stato arrestato l'egiziano che era alla guida dell'auto proprio con i minori a bordo. Si sta cercando il suo connazionale che è riuscito a fuggire per i campi. Gli agenti della polizia stradale stanno cercando il secondo egiziano che nella notte tra mercoledì e giovedì era nell'auto con targa polacca che si è schiantata contro un mezzo dei lavori della segnaletica stradale lungo il passante tra i caselli di Spinea e Martellago, per poi fuggire attraverso i campi abbandonando i bambini tra i 5 e i 7 anni, 2 dei quali feriti e portati d'urgenza nell'ospedale di Padova, dove poi sono stati operati. Al vaglio della stradale le immagini delle telecamere di videosorveglianza, il tracciamento autostradale, ma anche le testimonianze degli occupanti dell'auto. E mentre la procura indaga, emergono sempre più dettagli sulla vicenda. Ad esempio, si è capito che i bambini erano con i loro genitori, una famiglia siriana in fuga dal Medio Oriente, a bordo dell'auto guidata da un egiziano 24enne senza fissa dimora che accanto aveva un connazionale che ora si sta cercando. I carabinieri, aggrediti dall'uomo alla guida che voleva scappare insieme all'altro, sono però riusciti a bloccarlo. Per lui il pubblico ministero ha convalidato l'arresto con le accuse di resistenza pubblico ufficiale, lesioni aggravate ai carabinieri, lesioni ai passeggeri dell'auto provocate dall'incidente e si sta ipotizzando anche il favoreggiamento all'immigrazione clandestina all'interno di un'organizzazione criminale. Ci sarebbe poi anche una terza persona indagata, la referente in Italia di questo viaggio, un viaggio per chi vuole fuggire dal proprio paese in cerca di una vita migliore. Veniamo all'inchiesta per la morte del 47enne di Marghera operato a Cittadella per quello che sembrava un semplice ascesso. Ci sono i primi indagati. 5 sanitari, tra medici e infermieri dell'ospedale di Cittadella, sono indagati per omicidio colposo per la morte di Stefano D'Ambrosca, il 47enne di Marghera, morto il giorno di Ferragosto, 10 giorni dopo un intervento per rimuovere un ascesso in gola. L'uomo stava bene, non aveva patologie pregresse. Il giorno di Ferragosto la compagna però lo ha trovato a terra con il sangue che gli usciva dal naso e privo di sensi. La famiglia ha presentato un esposto in procura a Padova ed è stata disposta l'autopsia. Gli indagati fanno parte dell'equipe che ha operato il 47enne, otorinolaringoiatri, anestesisti e infermieri del nosocomio di Cittadella. Stefano D'Ambrosca era arrivato lì dall'ospedale di Campo San Piero. Gli era stato riscontrato un ascesso in gola. L'intervento, effettuato il 5 agosto, a detta dei medici era riuscito ed era stato dimesso dopo 3 giorni in terapia intensiva. La situazione è precipitata improvvisamente. Dopo l'autopsia, la salma del 47enne sarà riconsegnata ai familiari per i funerali. La vicenda di Alex Marangon, il 25enne di Marcon, trovato senza vita a Ciano del Montello sul Piave a inizio luglio, come sapete, è ancora mistero. Ci sono delle lettere anonime che sono state recapitate allo stesso sindaco di Marcon Romanello, primo cittadino che continua a chiedere accanto ai familiari la verità. Tra l'altro queste lettere adesso sono a disposizione degli inquirenti e sarebbero particolarmente
estremamente circostanziate. L'unico appello e il grande appello che continuo e assieme alla famiglia vogliamo lanciare è quello costante della ricerca della verità, di trovare una volta per tutte delle responsabilità su quella che sia stata la morte di Alex e per dare ovviamente la giustizia ad Alex e a tutta la sua famiglia e ai cari che lo avevano visto mancare. Da Marcon arriva l'ennesimo appello a fare chiarezza sulla morte di Alex Marangon, trovato senza vita su un isolotto nel Piave a inizio luglio, 2 giorni dopo il rito sciamanico al quale il 25enne aveva preso parte all'abbazia di Vidor. Sullo sfondo ancora tanti troppi interrogativi e quelle lettere senza un chiaro mittente giunte anche recentemente in comune. Sono arrivate 2 lettere anonime negli ultimi 15 giorni alla mia attenzione e all'attenzione della polizia locale di Marcon. Cosa emerge da queste lettere? Emerge che ci sono numerose considerazioni. Il sottoscritto non rivelerò quello che c'è scritto in queste lettere perché, come ben sapete, c'è un'indagine in corso. Considerazioni che però sarebbero circostanziate. Lo stesso sindaco ha condiviso gli scritti con gli inquirenti e l'avvocato della famiglia. Tutto è in mano attualmente dell'avvocato Stefano Tigani, che è una persona di grande responsabilità, un grande professionista. Assieme all'Associazione Penelope stanno facendo un gran lavoro alla ricerca della verità e alla procura che appunto verificherà se le considerazioni e quanto detto in queste lettere può corrispondere al vero. Certo, l'anonimato non aiuta. Lo stesso papà di Alex, Luca, è tornato a chiedere di farsi avanti. Se volete davvero aiutarci, andate dai carabinieri, basta nascondersi. Il suo messaggio a quasi 2 mesi dalla tragica fine del figlio, con la procura di Treviso che continua a indagare sull'ipotesi dell'omicidio. Dopo le proteste e le segnalazioni di residenti si sono intensificati i controlli delle forze dell'ordine nel sestiere di Canareggio, in particolare nell'area di San Girolamo, Baia del Re, dove da qualche tempo si verificano fenomeni di spaccio. La polizia ha concentrato sia il personale delle volanti che quello del commissariato di San Marco, ma anche della mobile, oltre agli agenti della polizia locale e carabinieri, così come disposto dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. L'operazione ha portato a individuare vari soggetti appartenenti agli ambienti della microcriminalità, tra cui i responsabili di episodi violenti avvenuti nei mesi scorsi e alcuni pusher. Tra questi un uomo sospettato di spaccio di droga ha avuto il foglio di via obbligatorio dalla città. Vi raccontiamo adesso l'ennesima truffa telefonica. Una 34enne si è vista svuotare il conto per circa 36.000 euro, ma è una storia in parte a lieto fine. La dinamica risulta essere sempre la stessa, ovvero il malcapitato riceve un SMS piuttosto che una telefonata da un finto operatore tramite un numero di telefono fisso fasullo, che potrebbe sembrare quello del vostro istituto bancario, o tramite un numero di telefono mobile. L'operatore, una volta risposto al telefono, richiede dati personali, dati sensibili, credenziali d'accesso al conto corrente, nonché cambiamento di PIN e di password per accedere al conto. Quello che è accaduto a una 34enne veneziana, dal cui conto sono stati sottratti 36.000 euro, ma che grazie alla conciliazione di Adiconsum è riuscita a recuperare in gran parte, ottenendone circa 27.000. Ha ricevuto una telefonata con la quale si chiedeva di cooperare involontariamente in azioni all'interno del proprio conto corrente. 100 operazioni nell'arco di 8 giorni, per cui un ingente numero di operazioni che hanno portato così allo svuotamento quasi totale del conto per oltre 36.000 euro. L'attenzione deve essere massima. Ricordate una cosa, il vostro istituto bancario non vi telefonerà mai tramite un numero fisso o comunque tramite il cellulare, nonché invierà mai un SMS per la richiesta di cambiamento di password, di credenziali, piuttosto che per la richiesta di dati personali. Rivolgetevi alle forze dell'ordine, rivolgetevi all'associazione. Nell'eventualità dovessero capitarvi telefonate o comunque ricevere degli SMS o dei link ai quali cliccare, ricordate che sono link ed SMS falsi, fate sempre molta attenzione.
Insomma, consigli davvero preziosi. Voltiamo pagina perché è partita ieri sera la missione numero 18 della ONG Mediterranea Saving Humans, congiuntamente all'operazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana, e per i volontari c'è anche una benedizione speciale, come ci racconta Lorenzo Maier. La nave Mare Ionio dei veneziani Beppe Caccia e Luca Casarini è tornata in mare dopo lo stop imposto per effetto del decreto Piantedosi. È così partita la missione numero 18 di Mediterranean Saving Humans e lo ha fatto con una sorpresa e la benedizione speciale niente meno che di Papa Francesco, che oltre ad averlo detto pubblicamente ha mandato un messaggio scritto di suo pugno personale con il suo ringraziamento inviato a Don Matteo Ferrari, cappellano di bordo, che spiega. È arrivata la benedizione di Papa Francesco per Mediterranea e per Migrantes, per i nostri equipaggi. È chiaramente un regalo che ci fa molto piacere, che conferma l'affetto e la partecipazione della Chiesa in questa nostra missione. È chiaramente qualcosa che ci fa molto piacere e di cui siamo molto grati. La partenza ieri sera dal porto di Trapani, congiuntamente ed insieme all'operazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana. Questa missione in mare di Mediterranea, la numero 18, presenta una novità molto importante. Accanto a noi, accanto alla nostra nave Mare Ionio, viaggia una barca a vela di appoggio allestita insieme a Migrantes, l'organismo della Conferenza Episcopale Italiana che si occupa di migrazioni. E questa barca a vela ha lo scopo di monitorare e informare quello che avviene in mare nella comune missione di resistere alla disumanità e, soccorrendo i nostri fratelli e sorelle in mare, di dare carne alla fraternità. Ritorniamo in laguna dove, in vista della mostra del cinema, è già caccia aperta ai divi di Hollywood. Cosa faranno e soprattutto dove andranno George Clooney e Brad Pitt durante la loro breve permanenza in laguna? Se lo stanno chiedendo in tanti da quando è stato annunciato che il film Wolf, tra gli eventi principali e più attesi della mostra, sarà proiettato domenica 1 settembre nella sala grande del Palazzo del Cinema al Lido. Il direttore Roberto Barbera resta abbottonato e non potrebbe essere altrimenti. Immagino che faranno come al solito un tappeto rosso molto generoso e super affollato, e sarà il momento per poterli vedere insieme sfilare davanti al Palazzo del Cinema. Con ogni probabilità i due divi sceglieranno di alloggiare con il loro seguito al Cipriani, lontano dal Lido, dove peraltro Clooney è anche convocato a nozze, e poi arriveranno nell'isola al mattino della giornata del film, sicuramente per presenziare la conferenza ufficiale, e poi la sera il tappeto rosso al Lido. Comunque è quasi tutto pronto per l'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il Lido sta rispondendo bene, direi di sì, è cambiato un po' l'atteggiamento. Mi sembra che ci sia molta più disponibilità e pazienza, e tutti aspettano la mostra come il grande evento che caratterizza la vita del Lido nell'estate di ogni anno. Le camere ci sono o ve ne mancano ancora? Le camere mancano purtroppo. Questo è il vero grande problema della Mostra del Cinema, dover fare i conti con una ricettività alberghiera che ogni anno è più ridotta, anche perché Venezia è sempre più piena, quindi si fa veramente fatica a trovare sistemazione per tutti gli ospiti. Mi aspetto che ci sia una grande partecipazione e soprattutto mi auguro che i film che noi abbiamo scelto siano condivisi e apprezzati anche da critica e pubblico. Per quanto riguarda i film italiani, come saranno? Spero che quest'anno piacciono di più di quanto non sono piaciuti per esempio lo scorso anno. Spero, di trovare il conforto della risposta dei critici e pubblico. Lo sport, il calcio, domani alle 18:30 il Venezia sarà di nuovo in campo a Firenze per provare a conquistare i primi punti della stagione in Serie A, fischio d'inizio per l'appunto alle 18:30. Il calendario di Serie A non ha certo concesso un avvio morbido al Venezia Football Club. Domani gli arancione-verdi di Eusebio Di Francesco saranno impegnati a Firenze dopo l'esordio di domenica scorsa a Roma contro la Lazio per cercare di uscire dall'Artemio Franchi con i primi punti della nuova avventura in Serie A. La partita inizierà alle 18:30 per la seconda giornata del campionato.
Così, ai nostri microfoni, il direttore sportivo e general manager Filippo Antonelli. Un'altra partita di alto livello contro una squadra come la Fiorentina, che è allenato da un allenatore che conosco bene, che ha fatto un percorso importante con il Monza, quindi mi aspetto una gara da parte nostra sempre con la consapevolezza che dobbiamo pareggiare tutti i duelli e poi cercare di metterci le idee del mister Di Francesco e cercare di portare avanti quelle che sono le nostre idee di calcio, e quindi cercheremo di fare la prestazione. La qualità della squadra dovrà essere scomoda per tutti gli avversari. Questa è una cosa che io ci tengo molto, questo è un po' il messaggio che ho condiviso col mister, con tutti i ragazzi. Questo è il nostro obiettivo e più riusciremo a essere scomodi e più aumenteremo la nostra autostima. A Malamocco adesso, dove la scampata d'agosto è stata un vero successo. 200 kg di scampi preparati in tanti modi diversi per festeggiare così l'estate, con tanta voglia di brindare, stare insieme e portare socialità e cultura, ma anche attenzione agli altri, alla solidarietà e alla beneficenza. Sono questi gli ingredienti essenziali della scampata d'agosto, organizzata a Malamocco dal gruppo Bevanda Malamocco, nel cuore dell'antico borgo di Mora Veneziano di Uro Prato. Ma è molto bello che ci ritroviamo tutti quanti qui in questo giardino a passare questa giornata appunto mangiando pesce e diciamo facendo un po' di goliardia, appunto, come dicevo, su tutto quanto. Con la scampata di agosto si finisce la stagione degli eventi. Questa ormai è diventata la tradizione del gruppo Bevanda, che dura ormai da 16 anni. Come al solito gli scampi è il piatto forte e posso dire anche il piatto unico. La quinta edizione del premio Scampo d'Oro, intitolato alla memoria di Giuseppe Moric Tonci, è stata conferita quest'anno al cantautore, compositore e artista di fama nazionale iridense Maurizio Piccoli, paroliere di tanti artisti, tra i quali Mia Martini e Fiorella Mannoia. Grande protagonista del ritrovo anche lo sport, con la promozione del Venezia Calcio in Serie A, premiati Filippo Antonelli e Cristian Molinaro. Ma è da sempre il rugby la prima passione del gruppo Bevanda. È stato premiato l'ex giocatore della nazionale ed ora allenatore del Petrarca Padova, Paul Riffel. Assieme a lui sono stati presenti per la prima volta tutti insieme i giocatori del Benetton Treviso, Moriano Veneto, Petrarca Padova e Rugby Rovigo, le 4 squadre che maggiormente rappresentano il rugby veneto in Europa e in Italia. Mi concentro nel dire a tutti gli ex giocatori che se hanno del tempo libero di poter dare qualcosa a tutti i ragazzi che approcciano questo sport, perché c'è tanto bisogno di insegnare. Veniamo alla nostra programmazione. Domani dalle 17:45 un appuntamento davvero particolare sulla nostra emittente. In diretta la Varia di Palmi, antichissima e partecipata festa religiosa che ogni anno attira nel paese calabrese decine di migliaia di persone da tutta Italia e da tutto il mondo. Lo vedete, immagini davvero suggestive. Si tratta di un vero e proprio gemellaggio tra il nostro gruppo Media Nord-Est e Video Calabria. Quindi l'appuntamento domani alle 17:45 in punto su Antenna A3. È tutto da Venezia, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.